Erano circa le 22 quando alla rotatoria tra Viale Padania e Via Vespucci a Jesolo Lido, Mihai Daniel Moure, a 23enne di origine rumena, residente a Noventa di Piave, in sella alla sua moto si è scontrato con l'auto guidata da un 50enne veneziano. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella nel momento dell'impatto, lì nei pressi della rotatoria, finendo prima contro questo palo in acciaio lungo la pista ciclabile, poi su quel cartello stradale. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto poco dopo sono giunti gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco di Jesolo e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Illeso il conducente dell'auto. Il 23enne era a Jesolo con un amico, anche lui in moto, che lo seguiva a breve distanza. Erano arrivati da Noventa per trascorrere il venerdì sera nella località balneare. Ora sono in corso gli accertamenti per omicidio stradale. Tra i residenti però c'è chi denuncia la pericolosità di quella rotatoria. Che noi dalla terrazza vediamo le macchine che poi da qui accelerano e sembra di stare in un circuito di Formula 1. E la rotonda è fatta in modo tale per cui le macchine che arrivano da quella direzione vanno dritte, non hanno la necessità di fermarsi, è come se fosse un rettilineo da questa parte. Infatti circa 20 giorni fa è successo un incidente nello stesso esatto punto, proprio qua, con un altro ragazzo poverino. E quindi sono delle segnalazioni che sono state fatte. Abbiamo chiesto in modo informale agli assessori in occasione di manifestazioni che ci sono state, di magari prevedere, che ne so, dei dossi, in modo tale che prima delle rotonde le macchine e le moto fossero costrette a rallentare in qualche modo. Il sindaco intanto invita alla prudenza. Ovviamente noi lasciamo a chi di dovere, alla polizia locale, fare le dovute indagini per capire i motivi di questo incidente. Probabilmente sono legati anche a una velocità non adeguata al contesto, è per questo che noi ci uniamo al cordoglio prima di tutto della vittima, della famiglia della vittima, e esprimiamo tutto il dolore della città di Jesolo, ma colgo l'occasione per rinnovare un invito che cerco di fare ogni volta, soprattutto in questo weekend di arrivo e di partenza a Jesolo, che è quello di usare la testa alla guida e di cercare di adottare dei comportamenti portati alla sicurezza e al rispetto di sé e degli altri.